Ciao, benvenuto. Oggi ti torno a parlare di cartografia digitale e più precisamente ti voglio parlare della cartografia di base che utilizzano quasi tutte le app dedicate al trekking. Buona visione. Ormai da almeno una decina d'anni chiunque pratica attività all'aria aperta, che sia trekking, corsa, bicicletta, utilizza delle applicazioni per registrare, le proprie prestazioni oppure per seguire una traccia preimpostata sul navigatore che ci permette per l'appunto di non perderci o comunque di sapere in anticipo dove andare. All'inizio queste applicazioni erano appunto semplici applicazioni dove si poteva estrapolare una traccia oppure semplicemente fungevano da navigatore. Poi negli anni si sono evolute, hanno implementato le loro funzioni aggiungendo magari dei forum, la possibilità di aggiungere foto, di condividere le proprie tracce, di fare una descrizione dei giri e praticamente sono diventate delle app dove se non si ha un'idea di dove andare si può consultare un catalogo molto ampio di escursioni, se ne sceglie una, ci si reca sul luogo e tramite l'app oppure scaricando la traccia si segue per l'appunto questo itinerario fatto da qualcuno. Chiaramente essendo delle applicazioni che forniscono una traccia GPS hanno una base cartografica. Tutte le applicazioni esistenti, quelle principali dedicate al trekking, utilizzano tutte la stessa cartografia, ovvero utilizzano il database cartografico open source più grande al mondo, cioè OpenStreetMap. OpenStreetMap per l'appunto è un database cartografico per cui è un mega tabellone, un mega database dove dentro ci sono un sacco di elementi georiferiti, per cui linee, punti o poligoni che portano delle coordinate e degli attributi. Poi esistono dei motori grafici che effettuano un render, per cui leggono questi attributi degli elementi e sono in grado di raffigurarli in una mappa, come siamo soliti, per cui magari per le zone alpine, per l'Europa, uno stile classico come le strade comunali bianche, quelle un po' più trafficate gialle, i sentieri rossi puntinati, tratteggiati, però veramente ci sono motori grafici che riescono a elaborare questi dati, a fornire un sacco di diverse mappe stilizzate in modi diversi. E alla fine è questo che fanno e utilizzano le app dedicate al trekking. Prendono i dati da OpenStreetMap e li renderizzano secondo lo stile preimpostato da loro o anche più stili, perché poi solitamente si può scegliere, magari c'è una mappa di base, poi ci sono le mappe invernali, le mappe per determinate specifiche tematiche, come ad esempio, non so, i punti di interesse, i rifugi, i sentieri evidenziati, insomma ci sono un sacco di sistemi per appunto implementare questo gigantesco database. Ora mettiamo in pausa un attimo il discorso applicazioni. Ti dico rapidamente due parole su OpenStreetMap. OpenStreetMap, come ti dicevo, è un database cartografico, è un progetto open source nato dalla Wikimedia Foundation e tra l'altro è un progetto partecipato. Chiunque può mappare su OpenStreetMap e partecipare al progetto per implementare la mappa. Cosa serve? Basta un account, ci si iscrive a OpenStreetMap e una volta che si è loggati si può utilizzare un editor online o se no ci sono dei programmi dedicati che servono a modificare e implementare la mappa. Come puoi ben capire, la qualità del dato, la precisione e la quantità di informazioni che in un determinato luogo sono presenti su OpenStreetMap dipendono da mappatori volontari che dedicano il loro tempo a mappare determinate zone e determinati elementi. Pertanto OpenStreetMap è sì probabilmente il database geografico più grande al mondo, però ci sono zone dove ci sono moltissime informazioni e zone dove ce n'è molto poche, e non pensare che le zone dove ci sono poche informazioni siano sperdute. Anche qui in Italia ci sono zone non poi così sperdute che hanno pochissime informazioni, addirittura ci sono certe valli che non hanno nemmeno rappresentanti gli edifici. Quindi le zone urbanizzate sono rappresentate come un semplice poligono. Questo perché probabilmente in quella zona non c'è nessuno si è mai interessato a mappare e poi soprattutto mappare sul campo e poi soprattutto riportare queste informazioni sulla mappa.
Perché ho fatto questa breve digressione? Perché forse l'hai già capito dove voglio arrivare. OpenStreetMap è sì un'ottima base cartografica, ma in alcune zone può avere delle lacune e queste app sostanzialmente cosa fanno? Utilizzano i dati di OpenStreetMap come mappa di base. Allora, fintanto che noi utilizziamo delle tracce GPS condivise da altri utenti che hanno già fatto il giro, hanno registrato più o meno bene la traccia, ma bene o male una traccia c'è una descrizione, ci sono delle foto, in quel caso possiamo andare sicuri, noi ce la scarichiamo, seguiamo quella traccia, non avremo di sicuro nessun problema, a meno che chiaramente non sia una traccia molto vecchia e non ci vada nessuno per molto tempo e quindi magari il sentiero è franato, però è un caso estremamente raro. Direi che se scarichiamo la traccia e seguiamo un percorso di quelli condivisi su di queste app non ci sono problemi. I problemi possono venire fuori quando noi utilizziamo i sistemi di routing che queste app forniscono. Cos'è il routing? Sostanzialmente è un algoritmo che è in grado di leggere il grafo dei sentieri e delle strade presente su OpenStreetMap e sostanzialmente ci crea quasi in automatico una traccia GPS, GPX, partendo da alcuni punti che noi segniamo sul percorso. Addirittura le ultime app, quelle che stanno integrando l'intelligenza artificiale, sembra che permettano di creare un giro proprio da zero attraverso un prompt di comandi tipo non so, voglio fare un'escursione da 1000 metri di dislivello, 10 km nel Parco delle Prealpi Giulie con partenza e arrivo da Tigo di Resia. Bam, si manda il prompt e lui fa da solo. Ecco che processi così fortemente automatizzati, secondo me, possono creare dei problemi poi sul campo una volta che si fa la traccia e si va a fare il giro. Processi automatici sia di routing dove magari noi mettiamo i punti ma soprattutto legati appunto all'intelligenza artificiale, per cui nei prossimi anni di sicuro queste app andranno verso questa direzione, possono portare a dei problemi perché se il mappatore ha mappato male il sentiero o ha dato degli attributi sbagliati o mancanti alla traccia, l'algoritmo vede che c'è un sentiero, vede che è classificato come sentiero normale, lui lo prende, però magari è una ferrata che non è stata classificata come ferrata o, caso che a me capita un sacco di volte, io controllo sempre le tracce, ma comunque capita in fase di controllo, giro in bici, magari anche parecchi chilometri, un centinaio di chilometri, capita che magari si prende qualche strada forestale che in realtà non è forestale o magari il routing vede che c'è una strada più corta e magari invece di prendere la strada prende il sentiero, ma io sono in bicicletta, come faccio ad andare in salita sul sentiero? Ma quel tratto di sentiero non è stato classificato correttamente e quindi l'algoritmo vede una strada, un sentiero, lui lo prende, per cui ci possono essere delle sorprese. Quindi ecco che il mio consiglio è, se decidi di usare algoritmi di routing, sia che tu selezioni i punti o soprattutto algoritmi automatizzati molto spinti tramite anche intelligenza artificiale, fai sempre un controllo della traccia GPS che ti viene restituita prima di andare sul campo. I controlli si possono fare con vari sistemi. Se l'applicazione che usi integra Strava Heatmap, quello è un ottimo sistema, altrimenti puoi usare ortofoto oppure andare a cercare informazioni sui sentieri, sui giri che puoi fare. Siti del CAI della sezione che gestisce il sentiero, oppure anche la sezione forum dell'app. Le app sono sempre quelle, sono Komoot, Outdoor Active, Wikiloc, ForTrail, quelli hanno tutte delle sezioni forum circa dove ci sono delle descrizioni dei percorsi. Bisogna dire che queste applicazioni tracking sui loro siti affermano che controllano la cartografia di base. Io chiaramente devo credere a quello che mi dicono, però sono un po' sospetto. Probabilmente loro controllano i giri che propongono. Se c'è un GPX che fa un determinato giro, probabilmente lì c'è qualcuno che va a controllare che effettivamente si possa passare, che la classificazione sia corretta. Però loro non controllano tutta la mappa e di sicuro le zone meno battute non sono controllate e ripeto, se non c'è stato qualche mappatore OpenStreetMap che ha fatto un buon lavoro, ci possono essere delle sorprese. Poi non è detto che vada a finire male, che ci si perde, che non c'è nessuno, però ci possono essere delle sorprese. Per cui quando si usano queste applicazioni, sempre attenzione se usiamo algoritmi di routing a dare un controllo alla traccia che ci viene restituita prima di andare sul campo. Bene, lo scopo di questo video era appunto far prestare attenzione a questo aspetto che secondo me
non viene assolutamente preso in considerazione. Ci sono un sacco di video che confrontano queste app, dicono quale sia la migliore, quale la peggiore, però alla fine nessuno mai parla della base su cui queste app lavorano, che è appunto questa base cartografica. Ti invito ad andare sotto in descrizione a vedere, ti lascerò alcuni link dedicati a OpenStreetMap e magari a come utilizzare al meglio queste app. Poi fammi sapere sotto nei commenti se puoi essere interessato in un video su OpenStreetMap, che un po' esula dagli argomenti montagna, però potrebbe essere interessante, e anche magari un video sulle tracce, come si fa una traccia GPX, e soprattutto il mio metodo di lavoro, diciamo, nella creazione di una traccia GPX, che insomma, negli anni ho affinato un sistema. Io utilizzo queste app ma non in modo assoluto, le utilizzo solo per certi aspetti, e quindi insomma fammi sapere se puoi essere interessato in questi video. Io intanto ti ringrazio per avermi seguito, se hai delle domande anche quelle sotto in descrizione, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!